La roba. Buonasera, eccoci qua come promesso, prove tecniche di confronto, di dialettica politica in vista di quel che sarà il prossimo anno con tante belle novità si suppone. Claudio Violino, assessore regionale all'agricoltura, grazie di essere qui, una presenza importante, soprattutto perché comincerei a parlare di cose molto serie che sono quelle relative anche all'occupazione nell'agroalimentare. Ecco, questa cosa delle latterie friulane è stato, non so se un fulmine a ciel sereno, comunque si legge di 69 esuberi, è il suo giudizio. Che è una crisi industriale, anche perché la latterie friulane fino adesso è stata trattata come, pur essendo una cooperativa agricola, con metodi industriali. Fino a qui il sistema ha tenuto, oggi mostra i suoi lati deboli e purtroppo non si può far ricadere questa crisi esclusivamente sul mondo agricolo. Cometa, cooperativa agricola medio tagliamento. È legata alle latterie friulane. Anche lì un altro momento di crisi. Sì, stiamo forse subendo il fatto che fino a qualche anno fa, qualche mese fa, questo settore era un settore, soprattutto quello cooperativo, che era un po' come dire, calmierato e fuori mercato. Oggi mancano i soldi, mancano le risorse e forse anche qualcos'altro, cioè la PIL dal punto di vista imprenditoriale, e si fanno sentire queste difficoltà. Ecco, però lei dice mancano i soldi, mancano le risorse, c'è una cosa abbastanza importante che è stata, come dire, comunicata nei giorni scorsi, 5 milioni e mezzo di euro per i giovani in agricoltura, 1606 domande, di cui per un totale di 55 milioni. Allora come la mettiamo? Da una parte c'è questa... No, è la stessa cosa, ecco, cioè nel senso che la legge, al di là del contributo con la legge giovani, che una volta era un contributo a fondo perso solo per il primo insediamento, oggi abbiamo legato questo primo insediamento e questi contributi di 40 fino a 40.000 euro per azienda ai giovani di meno 40 anni in primo insediamento, ma che fanno qualche investimento. La PIL è dovuto al fatto che c'è il contributo, sicuramente figuriamoci, ma anche al fatto che forse con la crisi impellente la terra e l'azienda agricola paterna e l'azienda agricola comunque tout court diventa anche un'opzione economica tutto sommato da non trascurare, e quindi anche i giovani ci pensano due volte prima di andare a cercare un posto al di fuori, posti che ormai in regione non ci sono, posti di bidelli non ci sono. No. È una scoperta o è un ritorno? È un andare avanti comunque, io non penso che sia mai un tornare indietro. Forse abbiamo volato in questa nostra società senza ali, cerchiamo di non cadere come Icaro troppo bruscamente. Sì, buonasera. Allora, Narduzzi. No, queste sono sempre delle iniziative interessanti, comunque quello che ci ha detto l'assessore, però c'è anche un'altra cosa rispetto al tipicamente friulano promosso dall'assessore per l'appunto, e va strettamente legato alla produzione della nostra regione, quella famosa DOC unitaria che non riesce mai a esprimersi proprio perché c'è una frammentazione tra i produttori piuttosto sentita. Che succede? Il mio tentativo è un tentativo quindi di porre tra i vincoli che dicevo a questo sviluppo dell'agricoltura era il fatto che il DBSOI impera anche nell'economia, nel friulano in generale, in particolare nell'agricoltura, dove il settore è per antonomasia quello più cristallizzato, quello più conservatore. Io ritengo che il DBSOI sia un modello che non può stare in piedi, soprattutto a una dimensione oggi globalizzata, un mercato e una competizione globale, e quindi gioco forza bisogna costringere gli imprenditori a fare massa critica, a partire dai DOC. Avevamo 9 DOC, adesso ce ne sono 7, io penso che ci sia spazio per tentare di omogeneizzare e di rendere come servizio una DOC unica che chiamerei DOC Friuli. Questo non per sopprimere la diversità delle varie DOC, ma proprio per tentare di... Lei sa che subito domani farà un'interrogazione a Trieste. Qualche triestino la farà sicuramente. Per l'esa ma nessuna maestà proposta di le è arrivata però, lei ha lanciato questa idea ma nessuna proposta le è arrivata. No. Sì. Noi abbiamo nel settore dei vini abbiamo costituito la DOC Friuli che sta raccogliendo le firme e diciamo sia dal punto di vista di numero che di ettari interessati dovrebbero... Anche il Collio?
dovrebbero raggiungere il 35%, anche qualche produttore del Collio ha sottoscritto la partecipazione alla Nord Friuli. Senta, le chiedono sempre cos'è questo tipicamente friulano. Io vorrei fare un giochetto con lei, dopo aver parlato di cose serie, poi riprenderemo il discorso serio. Cosa non è tipicamente friulano? Allora, per esempio, la pubblica amministrazione in Friuli Venezia Giulia è tipicamente friulana? Diversamente meridionale. Diversamente meridionale. Internet è tipicamente friulano? È uno strumento per promuovere il tipicamente friulano. Ma si può fare anche in friulano internet? Si può, oppure... Assolutamente, io direi come strumento è assolutamente la spending review è tipicamente friulana? Drammaticamente sì, perché ci costringe a tagliamo solo noi friulani come sempre. Secondo lei la Serracchiana è tipicamente friulana? Passo la domanda. Onsel è tipicamente friulano? Ripasso la domanda. Vabbè, il Prosecco è tipicamente friulano? In parte sì, è friulano. Qui cominciamo a invadere i campi, no? Esatto, tipicamente io sarei attento a dire tipicamente. Certamente lo può diventare perché una buona parte del territorio di pianura può costituire una grande opportunità l'allevare viti di Prosecco. Sì, ma sul Carso si lamentano, dicono che c'è poca produzione, ci sono pochi ettari di Prosecco, mentre in Friuli gli ettari di Prosecco mi pare stiano aumentando a dismisura. Sì, a dismisura no, ne abbiamo circa 3.000 contro i 16.000 dei vicini veneti. Direi che è un prodotto che serve maggiormente alle aree di pianura. Il Carso e i coltivatori del Carso devono mettersi d'accordo per tentare di avere un minimo di coltivazione, perché tra SIC e ZPS, tra comunelle, quindi zone protette, SIC sarebbe sito di interesse comunelle, ha detto comunelle che sono piccoli comuni, modi di gestire usi civici e beni collettivi, ho capito. E anche lì la fierezza dell'essere sloveni a tutti i costi rendono difficile fare massa critica e anche trovare delle linee di intenti per coltivare la vite di Prosecco. Gianfranco, finisco il discorso sul non essere tipicamente le coppie gay sono tipicamente friulane? La domanda è mia? Non a Gianfranco. Gianfranco, so cosa risponde Gianfranco. Diciamo che non sono un cliché tipicamente friulano. Questo lei mi ricorda qualcuno che si è già speso su questo versante. Non posso contraddirlo. Va benissimo. Innovation è tipicamente friulano? Lo può diventare assolutamente. Lo poteva diventare? Sì, l'innovazione credevo, sì, lo poteva diventare, nel senso di mostra. Era maggiormente triestina, devo dire, ma con l'area di ricerca e quant'altro può essere un'opzione, anzi è una strada da percorrere anche per il territorio friulano. Ma i triestini sono abbastanza svegli perché si hanno fatto Next, che è un salone europeo dell'innovazione. Il problema non è solo vendere la questione dell'innovazione, è fare innovazione. I triestini sono molto bravi nella prima fase, nella seconda, quel di fare innovazione, diciamo, è molto più difficile. Assessore, perché sì all'innovazione e no agli OGM? Che differenza c'è? Non tutte le innovazioni servono a un determinato territorio e a una determinata forma economica. L'OGM riteniamo, così come è pensato fino adesso, che è pensato per le grandi commodities, mais, soia, colza, sia, non dico inadatto al nostro, non costituisce l'innovazione che risolve i problemi dell'agricoltura del Friuli. Altro dobbiamo fare, se noi pareggiamo la nostra agricoltura con le agricolture mondiali probabilmente soccombiamo perché non abbiamo l'economia di scala. Voce dal suo sen sfuggita prima, non è tipicamente friulana l'istruzione. Senta, l'istruzione, un insegnante per fare punteggio parte dalla Sicilia per insegnare un'ora alla settimana in Friuli, poi rientra a casa, cioè per 170 euro al mese ne spende 500. Dovete chiederlo a lui o al limite al mio collega di partito Pittoni, io su questo so poco. No, ma dico, ma insomma non è tipicamente friulano questo, cioè porta via lavoro è italico, è italico. Parliamo di agricoltura in montagna, dice un messaggino, poi un altro dice complimenti all'assessore Violino per lo slogan friulano tipicamente friulano, ricordo Violino che i sindaci fanno 2 mandati, a buon intenditor rottamare i politici di mestiere, un leghista doc, impianto biogas consumo di territorio, da parte sua di un'erobe fa un'altra, caro assessore, di fatto nessuna regolamentazione da parte regionale per l'installazione di questi impianti osteggiati dalla popolazione, quello di San Daniele realizzato a 2 passi da casa consumerà 300 ettari di terreno fertile. Di questo passo, questo non è un messaggino ma è un'epistola, i nostri figli mangeranno bistecche di ghisa?
Insomma, mi pare che ne ha da, no? Da valutare. No, questo sul biogas io concordo assolutamente, cioè il biogas se lasciato alla deregulation probabilmente comporta problemi di cui noi stiamo già patendo, soprattutto per quanto attiene la zootecnia, l'aumento dei costi di affitto dei terreni e l'aumento di prezzo per l'insilato di mais. Questo è un fattore molto, molto pesante per la già debole economia zootecnica. Dall'altro io ritengo che il biogas possa, se ben distribuito sui territori, costituire una base notevole per calmierare il prezzo del mais e rendere meno fluttuante il suo prezzo legato a speculazioni di altro tipo. Input vastissimo, ma risposta brevissima. Agricoltura di montagna e in montagna. Ma direi che il montasio, la gestione dell'amalga montasio può costituire per esempio un ottimo modello e progetto pilota per allargarlo alle altre malghe che possono costituire delle filiere dalla pianura, dal fondovalle per portare le vacche su. Bisogna avere la voglia di lavorare, di coltivare, di allevare vacche e di adesso cos'è l'altopiano del montaggio e basta? Poi gli fai la domanda. Il messaggino sul sindaco a 2 mandati che richiamava la rottamazione aveva un qualche... voglio dire, un po' criptico. Io sono qui. Chi deve far fuori, no? Ho capito? No, io dovrei essere autorottamato perché ho detto che è il 4º mandato. Ho capito. C'è una telefonata, assessore. Pronto? Buonasera, direttore. Allora vorrei chiedere, all'assessore Violino la situazione del Friuli Venezia Giulia, quanto lontani siamo da Taranto? Da Taranto. Via mare o via terra? Diciamo dal punto di vista ambientale. Perché? Dal punto di vista ambientale. Ma come Ilva... se fa una domanda un po' più specifica, qual è la situazione del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista dell'inquinamento? Bene, grazie. Non è facile, è una situazione grave, lo dimostra o lo ha dimostrato al di là di tutto il discorso dei 2 SIN che avevamo, siti di importanza nazionale, siti inquinati di interesse nazionale, dell'Ausa Corno e della zona ex Aquila di Trieste, cose che non sono ancora risolte e che stanno naufragando all'interno di un mare di burocrazia e di carte senza risolvere il problema del mercurio nella laguna, se c'è o se non c'è, come dicono. Questo è il problema. E tenete presente però che questa gestione è stata una gestione quasi completamente statale, quindi di Roma. Il commissario era voluto dalla Protezione Civile di Roma. Dei commissari non ci dice niente? Dei 2 commissari quasi sotto esame? No, fatemi la domanda. Facciamo la domanda, che idea si è fatto della questione? Soldi sprecati, soldi buttati, soldi utilizzati, non utilizzati ma da utilizzare, inquinamento che c'era veramente, inquinamento che non c'era. Che idea si è fatto lei? Ma diciamo che sia per quanto attiene l'Ausa Corno che la Terza Corsia sono i 2 settori del fisso nella politica e nell'economia della nostra regione. Direi quasi che erano preordinate all'amministrazione che oggi è di centrodestra ma poteva essere di centrosinistra. Direi che manca ancora un modello di sviluppo economico pensato per questa regione a cui riferire gli interventi in questi settori. Va bene, non ha risposto. Prego. No, infatti vorremmo rimanere sugli... È interessante la cosa di prima rispetto alla rottamazione, che è la cosa forse più interessante in questo periodo di cui si parla tanto, a ridosso anche delle primarie nel PD, che non ci interessa. Mandati dei sindaci, dovete discutere in Consiglio regionale. Bastano 2? Ma io direi che il problema è questo: i consiglieri regionali non vogliono mollare la poltrona e per questo loro dicono no ai sindaci, continuate a fare il vostro lavoro che qui a Trieste ci pensiamo noi. Ma direi che i sindaci, anche la Lega ha votato contro. Io toglierei il vincolo non tanto per il mandato che arriva, il sindaco che arriva in regione, ma per il fatto che è difficile trovare gente nel territorio e nei nostri comuni che voglia fare e impegnarsi nell'attività politica che oggi soprattutto se passa ormai il leitmotiv dei 2.500 euro al mese. No, ma perché deve impedire a un sindaco di non potersi candidare? Deve dare dimissione 3 mesi prima. Ma io non ho questa personalmente non ho nessun problema da un punto di vista. Ci sono un paio di telefonate. Prima diciamo che c'è questo messaggino abbastanza strano che dice: peccato che Violino è leghista.
Non so se è un complimento o un'offesa, ma comunque, poi dice quando possiamo rivedere i pascoli, ma credo che sia una domanda che sì, dovremmo prevedere una trasmissione apposita per questa cosa. Non tutte le ciambelle vengono col buco, non so cosa Vediamo se ci sono telefoni. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera, Ci dica. sono un allevatore. Vorrei fare una domanda al mio amico Claudio Violino. Bene. Assessore, vorrei chiedere due cose. Quando lei si è insediato ha detto che bisognava salvare le 600 aziende zootecniche del Friuli. La prima cosa che mi domando, dico, come mai non ha salvato quella della Marianis? Un'altra cosa, Marianis. il problema nitrati che lei l'ha iniziato quando lei ha iniziato a fare l'assessore è rimasto ancora tale e quale. E sono finiti 4 anni e non è stato fatto niente. Grazie. Bene, adesso risponde. Allora, la un attimo, abbiamo i nitrati. Ce n'è un'altra, credo? No, non è arrivata. I Prego. nitrati e la Mainardis. Allora, i nitrati è una questione molto pesante, onerosissima per le aziende zootecniche, lo sapevamo dall'inizio, è una questione che però deve essere cambiata a livello legislativamente, a livello di Roma e a livello di Bruxelles. O le cambiamo lì o non riusciamo comunque a intervenire dal nostro territorio. Quello che possiamo fare, abbiamo fatto uno studio che ha reso evidente che l'inquinamento da nitrati nelle nostre falde non è dovuto esclusivamente all'agricoltura e alla zootecnia. Dopodiché stiamo facendo un ulteriore studio per capire quanto di questo inquinamento è dovuto ai nitrati di origine zootecnica e quanto invece da altre fonti. Domestico o Questo industriale. lo possiamo fare e l'abbiamo fatto. Da lì in poi il passaggio è assolutamente di carattere ministeriale, il Ministero dell'Ambiente a Roma e dalla Commissione Europea. Ma gli a allevamenti Bruxelles. di trote non inquinano? Marianis. Dipende da come vengono gestiti. L'impatto zero non esiste, certamente le tecniche che oggi adottano gli imprenditori e gli allevatori di trota sono tali per cui l'impatto è assolutamente minimo. Bene. Dicevamo Marianis. sì. Marianis, Anche perché abbiamo... c'è una provocazione, dice l'assessore dovrebbe trovare acquirenti per le nostre stalle come ha fatto per la Marianis. La Marianis è di proprietà regionale, basta una, già ne avanza, abbiamo dovuto trovare questo escamotage. Quando abbiamo deciso di tenere assieme al presidente Tondo, che era dell'avviso contrario, devo dire la verità, questa stalla, abbiamo fatto una scommessa per dire proviamo a gestirla tentando sin dall'inizio di diminuire il più possibile le perdite. Sapevamo che non ci guadagnavamo sicuro con quel tipo di azienda zootecnica, 600 capi, 260 in lattazione e con un personale vincolato all'interno della struttura pubblica. Era molto rigida, però era una scommessa che abbiamo tentato, ci è andata male, oggi tentiamo e l'abbiamo lasciata comunque in mano a una gestione, non dico pubblica ma parapubblica, lasciandola come organo fondamentale per lo sviluppo della zootecnia e dell'allevamento. Allora, questo telespettatore ha acceso tardi perché dell'associazione del latterie friulane dice cosa dice, ma l'ha già detto, ma dice anche un altro, è l'associazione allevatori che fine farà? L'associazione allevatori mi pare sia stata decisamente tenuta in considerazione negli anni passati, nel senso che per noi è il perno dello sviluppo della zootecnia, che ripeto la zootecnia, soprattutto l'allevamento bovino da latte con produzione attraverso la pezzata rossa di formaggio montasio, il punto fondamentale della nostra politica agricola, e compatibilmente con la diminuzione di risorse che abbiamo avuto all'interno del bilancio cercheremo di aiutare anche in quest'anno l'associazione allevatori. Tenete presente che nelle 2 passate stagioni e annate noi abbiamo anticipato i soldi che Roma ha erogato con fatica, abbiamo anticipato come competenza regionale. Mi pare che sia significativo per quanto attiene l'importanza. Gianfranco, vai tu. Però questo tipicamente friulano in generale ha descritto una situazione piuttosto difficile con Mainardis eccetera, ma a giudicare da quello che si vede in giro la promozione del tipicamente friulano è piuttosto vivace, perché anche l'estate scorsa abbiamo visto queste iniziative davvero lodevoli in tutte le feste del Friuli Venezia Giulia, c'era il marchietto, quindi la promozione c'è un investimento. Ma in tutte le feste non lo so che ritengo che il marchietto, così come è lo slogan tipicamente friulano, abbia un riscontro abbastanza significativo. La scelta di utilizzarlo in una serie di
come dire, sagre pilote, io lo chiamo, Sì. no? che promuovono il prodotto agroalimentare friulano, dalla festa del tartufo, della sagra del tartufo che abbiamo la prossima Ai settimana, sapori di castagna. al Purcit in Staiare ad Artegna, Artegna. piuttosto che la mela di Pantianico, piuttosto che l'asparago di Tavagnaco, il vini di Butrio, Bertiolo, di Casarsa, i funghi di Budoia, Vabbè, la patata di Ovoledo. tutto al Friuli. Ecco, voglio dire, è un modo per connaturare ancora di più un prodotto a una cultura di paese, a una comunità che trova nella sagra, come dire, il suo prodotto culturale, la sua immagine, anche perché la sagra è sempre considerata diciamo un qualcosa di corale, di non appartenente a violino piuttosto che a terrasso, piuttosto Le che a tradizioni, le è radici. corale, Le radici. è uno strumento importante che riteniamo anche per far diventare i nostri consumatori locali testimonial di questi prodotti. La comunicazione di servizio, per quel bando di osservatore della neve si può partecipare ancora? Io non so cosa voglia dire, ma qualsiasi cosa. Chiami i miei uffici, Osservatorio chiami- della Senta, neve, invece sì. c'è un'altra cosa, dice cosa ne pensa del bosco, in particolare la questione austriaci. Allora, il bosco è per noi, cioè abbiamo fatto una scelta di campo che il bosco, oltre a essere tutela naturalistica e come dire, tutela idrogeologica, è una fonte di produzione di reddito. Produce legno, produciamo 1 milione di quintali di legno di incremento annuo, cioè quanto cresce il bosco in un anno, ne preleviamo solo 180.000 metri cubi. Voglio dire, perché dobbiamo lasciare di questi tempi una risorsa di quel tipo abbandonata? Allora abbiamo forzato per fare queste utilizzazioni. Poi abbiamo aperto il gioco e se gli utilizzatori della Carinzia trovano remunerativo qualcosa che gli operatori della Carnia non lo trovano, mi pare che questa competizione sia giusta, lo è nella politica, lo è Possiamo anche fare la centrale in queste- biomasse a Sedegliano? Bah, dipende intanto se la comunità lo vuole e se è calibrata su una dimensione di Ma lì mi pare di che il comunità. processo era già avviato, poi dopo Mi pare si è sia arrabbiato. avviato e voglio dire non è una competenza che è dell'assessore In capo all'agricoltura. all'assessorato. Bene. Senta, sugli OGM io tornerei un attimo un passo indietro, perché c'è questa questione delle aflatossine che colpiscono il mais e che potrebbero finire nella catena, quindi nel latte, eccetera, eccetera, e creare qualche problema. Allora, l'OGM potrebbe essere una soluzione? Per l'aflatossine no, può costituire una... Scusate, cos'è questa aflatossina? Aflatossina è Aflatossina. una tossina che viene prodotta soprattutto sul mais e che ha... Dall'umidità, no? Sì, dipende Così. dall'umidità Vabbè, o anche dal troppo secco. In questo caso la flotossina è da un andamento climatico siccitoso che è stato in questa stagione e crea delle tossine che sono dannose per la salute umana. Allora, per l'aflatossina l'OGM non è utile, lo è per le altre micotossine tipo fumolisine e quant'altro che invece diciamo, vengono prodotte dopo un attacco di determinati lepidoteri e quindi avere un OGM che resista a determinati lepidoteri potrebbe essere utile, ma insomma bisogna fare costi-benefici anche su questi Comunque lei OGM. sempre no su tutta la linea? Cosa vuol dire? Non esiste un OGM sì, un OGM. Qui non c'è ruolo politico in me, non c'è mediazione politica. Io ritengo che la coesistenza tra colture tradizionali e colture OGM in Friuli non possa esistere. Ma va perché contro la Corte Europea, perché la Corte Europea ha dato ragione a Fidenato. No, ha dato la Corte, non ha dato ragione. Insomma, La Corte Europea ha detto che non servono ulteriori vincoli tra lo Stato e le regioni che sono competenti a legiferare. La nostra regione ha fatto una legge in cui vieta l'utilizzo di OGM proprio in funzione non tanto di questioni etiche o ambientali, ma del fatto che lo spezzettamento dei terreni non consentirebbe una coesistenza. Quindi il danno dell'OGM esiste ed è possibile, quindi abbiamo evitato questo. Senta, stavo per fare appunto questa domanda, consumo del territorio, mi trovo questo messaggino, come salvare il territorio agricolo dalla cementificazione. Io ricordo di averla incontrata a un convegno in tempi non sospetti, quando nessuno parlava molto, dopo una sua sparata sul Messaggero Veneto, anzi sul piccolo a proposito della terza corsia. Il consumo del territorio è diventata un'emergenza formidabile. Allora abbiamo elettrodotti, abbiamo terza corsia, abbiamo il fotovoltaico a terra, abbiamo al limite le biomasse, abbiamo una serie di cose che
compromettono... Capannoni. Vabbè, ma questi già da mo'. Ecco, ci spieghi bene, così risponde anche al messaggino. Ma dal 1970 al 2010 90.000 ettari di SAU, superficie agricola utilizzata in Friuli, è sparita. No? Sono gli ultimi dati degli ultimi censimenti. Dove è andata questa terra? Che è terra fertile, una volta destinata ad altre utilizzazioni, ripeto, non la utilizziamo più. Certamente è andata in parte in strade che già esistevano, anche allora nel 70, in autostrade, ma anche in tutta una serie di destinazioni commerciali, in asfalti e quant'altro, che devono ancora far capire la loro reale valenza economica oggi. Voglio dire, quanti capannoni vuoti ci sono oggi da Manzano a tutte le piccole zone artigianali di ogni paesino e comune. Quanto costa quest'anno al quintale il grano turco? Bah, dipende, sarà sui 22, 23. Lo scorso anno? Più o meno, no, qualcosa, no, 2 anni fa era 12, 13. Quindi forse rende un po' poco. Senta, cosa vuol dire? Ma il problema è che noi dobbiamo specializzare l'agricoltura. Il mais, ripeto, mais quantunque OGM non è una specializzazione. Io penso che l'agricoltura del Friuli deve puntare alla qualità, innanzitutto a produrre beni alimentari, visto che la terra è assolutamente limitata. Una pillolina, perché è il terzo messaggino che ha questo tenore. Scusi, ho appena acceso, mi sa dire qualcosa di latterie friulane, cosa succederà con i poveri dipendenti? Abbiamo detto che all'inizio ne avevamo parlato, velocissimamente la sua posizione. No, lei dice, è una questione industriale, sostanzialmente. Innanzitutto non sono stato coinvolto, purtroppo dovremmo essere coinvolti. Io penso che sia comunque una questione di crisi industriale, tant'è che purtroppo la ricaduta sulle imprese agricole è che il costo del latte, il prezzo del latte all'azienda è molto risicato proprio per il fatto che questa azienda è in qualche misura coinvolta in una difficoltà economica notevole. Il problema è comunque trovare delle vie di vendita e promozione del prodotto latte friulano e dei derivati, che è tra i migliori latti d'Italia. E tra i meno pagati. E tra i meno pagati, trovare delle vie promozionali. Un'altra telefonata, pronto? Come il grano turco. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Volevo farvi solo un accenno all'assessore Violino, che saluto, che ammiro, anche apprezzo il suo. Volevo chiedergli, il pullman dell'Udinese che scorazza per Udine, per le strade, no? E che ha scritto sopra tipicamente friulano. Io le chiedo all'assessore cosa ha di friulano un pullman sloveno. Va bene, grazie della telefonata. La ringrazio e buonasera. Non sei il primo che mi chiede questa, che mi fa questo punto. Noi abbiamo trattato con la società dell'Udinese una serie di pacchetti promozionali per il tipicamente friulano. Abbiamo ritenuto che l'Udinese fosse uno strumento per valorizzare quel marchio. Nel pacchetto c'era varie cose, tra cui la presenza sul campo, l'aquilotto, il simbolo sulle magliette dei giocatori, altri veicoli pubblicitari, la presenza sul campo dei prodotti agroalimentari, e poi la scelta sulle macchine è stata una azione. Andiamo a produzioni di autovetture ancora in Friuli. Praticamente, quindi una scelta che hanno fatto loro. Anche perché la Fiat faceva, mi pare, autobus e pullman, poi mi pare che ha lasciato un po' A perdere. Osoppo c'era, no? Adesso è un altro discorso. Allora, intanto la saluto a Martina da Tarvisio, al dottor Violino, un saluto. E poi c'era questo messaggino così molto criptico, ma che credo lei capisca perfettamente. Friulmont, con quelle figure, con gli emoticon che fanno, come dire, una risata un po' trattenuta. Friulmont. Friulmont è un tentativo. È un consorzio, no? Intanto. Sì, è un consorzio tra le 5 ormai rimaste latterie del territorio montano, che ha l'obiettivo di promuovere, valorizzare e commercializzare il prodotto formaggio e derivati di queste latterie. Cioè ci sono i vari spacci aziendali e quindi il prodotto viene venduto attraverso gli spacci. Quello in esubero dovrebbe essere raccolto da Friulmont e proposto alle catene di distribuzione. Sa che Marsilio dice che il prezzo non è giusto? Ok, il prezzo non è giusto, però il problema è che siamo in un mercato globale in cui vige la libera concorrenza
e drammaticamente il peso del montasio o del formaggio carnico, della latteria carnica è poco rispetto agli altri, quindi dobbiamo puntare sulla qualità e far raccontare il prodotto, emozionare chi lo compra, per dire insomma è un prodotto unico come lo è, e dal montasio a tutte le malghe sugli OGM è lotta continua, come ben sa, e questo scrive a violino: gli cresce il naso sugli OGM. Non vedo grosse differenze da quando è entrato qua dentro adesso, però ma io penso che neanche degli ultimi 5 anni, mi pare di essere stato molto coerente in questa sì, no, da quel punto di vista sì, non si è mosso di molto. Il destino della malga del comprensorio Montasio, ma insomma mi pare forse abbastanza... diciamo domani c'è una assemblea che dovrebbe trasformare l'associazione dei tenutari in fondazione, proprio per valorizzare completamente, assieme alla provincia, alla regione, al comune, alla comunità montana e l'ente parco, valorizzare quel compendio unico in modo corretto. Ci sono un po' di risorse che vanno sfruttate fino in fondo e speriamo che con il Giro d'Italia che arriva il 14 maggio, prima tappa che arriva in malga del Giro d'Italia, possiamo anche sdoganare anche oltre i confini nazionali e regionali questo compendio unico e anche il formaggio che da lì prende il nome. Gianfranco, siamo fuori di 5 minuti. Eccola. L'ultima domanda. Recuperiamo subito. Lega Tondo non c'è problema? Patti chiari, amicizia lunga anche per il prossimo anno? Ma direi che insomma, prima di dirla così, mi pare esagerato. Diciamo che, diciamolo bianco le parole. No, diciamo che con l'amministrazione attuale, col presidente Tondo, c'è stato, mi pare, un leale atteggiamento e rapporto di collaborazione. Sì, non vi vedo con la Serracchiani, insomma. Com'è? Con la Serracchiani è una cosa improbabile. Direi di sì, così a occhio, direi di sì a occhio, ma in politica nulla è impossibile. Sì. Ma dico, ecco, al di là di questo bisogna compensare anche a livello di... Tondo, Fontanini e qualcun altro a Udine. Può andare questa tria? Uno dell'UDC? Non lo so, che lasciamo il punto interrogativo. Va bene, da qui alle elezioni c'è ancora parecchia acqua che deve passare sotto i ponti. Noi dobbiamo chiudere, ci sono molti altri messaggini, ce ne sono molti su Marianis, ancora su latterie, ma vedremo di intercettare di nuovo l'assessore. Sicuramente grandi ascolti. Erano prove tecniche, erano molto interessanti questa sera, con tutte queste cose molto concrete di cui ha parlato l'assessore Claudio Violino, che ringrazio di nuovo. Gianfranco Lenarduzzi, dillo. Cosa devo dire? Domani sera, attenzione intanto all'orario, alle ore 20. Alle ore 20, quindi perché c'è la partita domani sera. Quindi però il Presidente della Regione che ci riferirà sulle novità del Consiglio regionale. Grazie a tutti, buonasera, grazie Assessore. Grazie a voi.